Chiuso quello con i deputati regionali, Riscossione Sicilia apre un nuovo capitolo. La società punta adesso a recuperare il credito nei confronti di assessorati e enti regionali, ma soprattutto nei confronti dei comuni dell'isola. Il debito ammonterebbe a quasi 60 milioni di euro e riguarda tasse non pagate negli ultimi 8 anni come IMU e TARSU, legate alla titolarità degli immobili e per il bollo auto sui mezzi di servizio. Tra giugno e luglio sono partite le sollecitazioni per la messa in regola, rimaste però lettera morta. Da qui la decisione del presidente di Riscossione Sicilia e Fiumefreddo di andare alla resa dei conti, di avviare le procedure esecutive e i pignoramenti per importi superiori ai 20.000 euro. Nella lista nera iscritti così 258 dei 299 comuni siciliani che hanno pendenze aperte. In cima all'elenco dei morosi c'è il comune di Catania, avrebbe tasse non pagate per 14 milioni e 600 mila euro, un'enormità rispetto alle altre due città metropolitane, con Palermo che sfiora il 1.800.000 euro e Messina che nonostante la grave crisi finanziaria si ferma a 947.000 euro. Nell'Agrigentino troviamo il comune di San Giovanni Gemini che avrebbe accumulato un debito di quasi 1 milione di euro e quello di Canicattì con quasi 2 milioni di euro da versare al fisco. Cominceremo dalle auto blu e andremo avanti con tutte le somme non destinate a spese indifferibili, annuncia Antonio Fiumefreddo, che poi avverte è l'inizio di una nuova controffensiva ai debitori istituzionali, nel mirino anche aziende sanitarie, teatri e IPAB per circa 10 milioni di euro.